Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine come tale e quale che cambia completamente di senso se viene utilizzato al maschile o al femminile. In questo caso cambia anche l'etimologia del termine. I termini in questione sono sfaccimmo e sfaccimma. Ora, partiamo dal primo. Con il termine sfaccimmo si indica una persona di poco conto, un uomo di niente, un furbacchione, uno che è abituato a vivere di piccoli intrallazzi di truffe. L'origine del termine è principalmente italiana perché deriva da faccia con la S privativa iniziale, quindi senza faccia, e ha la desinenza in imma, che è una desinenza dispregiativa in napoletano. Questo per dare proprio il senso intero dispregiativo di un termine che non ha volto. Quindi proprio un uomo senza faccia, un uomo senza qualità. Ben diverso il caso di sfaccimma. Sfaccimma indica lo sperma in napoletano e deriva dal greco speiro, che vuol dire seme, indica il seme umano. Con il termine sfaccimma si indica la secrezione maschile, ma si indica anche con la declinenza uomo di sfaccimma, si indica un malavitoso, una persona veramente di malaffare. Attenzione però, perché non c'è, come c'è l'uomo di sfaccimma, c'è anche il figlio di sfaccimma. E il figlio di sfaccimma invece è una connotazione più positiva, si parla di una persona scaltra, di una persona furba, di una persona che sa capire le cose. Si può declinare addirittura al femminile sfaccimma, cioè nel senso indicandolo verso una donna. Si può chiamare sfaccimmella. Quando si dice di questo termine rivolto a una donna, si indica una donna molto bella, molto piacente, per cui si verserebbe volentieri il proprio seme. Molto spesso il termine sfaccimma viene utilizzato come impropero, ma che sfaccimma, che sarebbe l'equivalente di ma che diamine. Mi raccomando, se date a qualcuno un uomo di sfaccimma, attenzione, potrebbe, se è napoletano e lo capisce, potrebbe prenderla davvero molto male. Vi ho avvisato. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio come al solito per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!